Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Grazie per l'appuntamento. Oggi ho invitato Delli Fabiano perché mi incuriosiva un dato, cioè recentemente mi pare sia stata nominata, è stata nominata una commissione che si occupa, un osservatorio che si occupa di emigrazione, vero? Sì, buonasera, sì, esattamente. Di che cosa si tratta? Domenica. Non faccio capire bene che cos'è. No, è un osservatorio che da più tempo a livello mondiale sta studiando il discorso degli emigrati. La Calabria è terra di emigrazione da sempre, adesso ha cambiato aspetto questa emigrazione, come sappiamo, però è da sempre terra di emigrazione, quindi si sta cercando di censire questo fenomeno, di capirne le analogie col passato, di capirne i cambiamenti. Questo lo fa da docente universitario, diciamo. Sì, credo che quando si dia una nomina si dà, diciamo, alla persona e al ruolo che in qualche modo questa persona riveste. Penso che come matematico mi occupo anche di modelli, quindi probabilmente questo, cioè, modelli, quindi questa è l'idea. Sì. No? Capire i flussi. Continuiamo ad emigrare. I flussi e capire i parametri essenziali di un percorso che ha accompagnato la Calabria. Noi continuiamo ad emigrare però, e noi continuiamo ad emigrare in forma diversa. 30 anni fa. Qualche tempo fa mi capitava di pensare, non è cambiato molto la cosa, a questa emigrazione che continua violenta e che ha molte analogie col passato ma molte differenze. Una sostanziale, i nostri nonni emigravano con una speranza, quella di ritornare, far studiare i figli, avere un avvenire migliore. Qui nessuno vuole più ritornare perché noi abbiamo cacciato la speranza, gli ideali, abbiamo cacciato un po' tutto. Abbiamo cancellato il futuro e qualcosa in cui credere. E quando i giovani non hanno ideali in cui credere, scappano. E questo si percepisce subito, lo si avverte subito sulla pelle, basta parlare con i nostri ragazzi, insomma, no? Sì, ma sono un po' sfiduciati. È una cosa. Poi notizie come quelle di ieri giudiziarie, insomma, non è che aiutino moltissimo, anzi. No, questa nostra terra così, io per definizione sono una garantista, però questa nostra terra così bisfrattata, perché di fatto indipendentemente da quando è successo ieri, in Calabria si sta male, c'è un'illegalità diffusa, c'è una corruzione diffusa, questo lo sappiamo già da tempo. Ai noi. Io rimasi impressionata all'inizio dell'anno, mi capitò di scrivere per la Regione Calabria per un libro sull'economia criminale, scrissi un articolo su questo in cui andavo proprio a capire il fenomeno dell'economia criminale nelle diverse province calabresi. Sono interessato. E lì ho visto delle cose veramente incredibili, la corruzione, la differenza fra le province, ne è emerso un quadro che è una cosa recentissima, questo è stato un 6-7 mesi fa, ne è emerso un quadro che mi ha veramente spaventato. Ma esiste testimonianza di questo lavoro? Sì, è il libro fatto dalla Commissione Emersione Lavoro Nero, che quest'anno presieduta da Benedetto Di Jacopo, che quest'anno ha fatto anche il primo libro sull'economia criminale, e questo primo libro ci sono 3 articoli di 3 diversi autori, il mio è quello che va a censire tutti questi fenomeni, anche guardando al PIL, guardando... Siamo messi malissimo. Ma proprio male. E la cosa che mi spaventa è che non si riesce a percepire immediatamente, uno ha bisogno di lavorarci per individuarla, la speranza di cambiamento. Poi c'è sempre, la speranza c'è sempre, c'è sempre la voglia di cambiare, c'è sempre la voglia, filo sottile anche che c'è di speranza. Questi fatti che accadono e che presentano questa nostra terra. Mi faccia capire, geograficamente come è distribuita questa percezione legata alla corruzione, alla difficoltà di intercettare il lavoro? La cosa che mi ha colpito moltissimo fra le altre è che la nostra provincia, la provincia di Cosenza, è fra le province più corrotte, c'è una corruzione. Il problema a mio parere qual è? Che anche nelle istituzioni, negli uffici, quello che adesso succede oggi è che
diciamo, la burocrazia è tanta che lascia spazi all'intervento del funzionario. Queste zone grigie. Esattamente, il funzionario quindi ha modo, Discrezionalità volendo, di organizzare una logica differente, quindi c'è spazio per la corruzione. Non ci sono più i buoni da una parte e i cattivi dall'altra, c'è veramente di fatto, a mio parere, una corruzione diffusa che fai fatica a delimitare. Allora la speranza di cambiamento è ci guardo da sempre con grande speranza, è una rivoluzione culturale che cambi completamente lo stato delle cose e che dia spazio ai giovani e a tutti noi di poter guardare, e gli spazi ci sono, perché se uno va a censire quelle che sono le peculiarità nostre, quelle che sono le nostre possibilità, si scopre che c'è veramente, diciamo, ci sono degli ingredienti grossi, importanti, a cui far riferimento per creare lavoro, per creare possibilità di cambiamento. Per creare futuro, insomma. Sì, per creare futuro, per creare speranza, ideali, però c'è la voglia, è difficile intervenire in questi campi perché questo sistema diffuso in cui molti hanno piacere che persista è molto difficile da portare avanti. A cui attingere praticamente. No, sono curioso per una cosa, ma la politica in tutto questo l'avrà intercettata in questo studio, no? Avrà visto sì, la politica la capacità mi ha di incidere. intercettato e devo dire sono diventata segretaria regionale di un partito che si chiama Partito Popolare per l'Italia. Partito Popolare per l'Italia, sì, fa riferimento a livello nazionale a Mario Mauro, che è stato ministro tecnico in passato, e poi abbiamo diffusi un po' sul territorio nazionale, consiglieri regionali, abbiamo assessori regionali in altre regioni, c'è il nostro vice segretario nazionale che è assessore regionale ai lavori pubblici Vincenzo Niro in Molise. È un partito secondo me che fa su i valori. Dove si colloca? Allora, diciamo, siamo in tutte le regioni, adesso è arrivato dove si colloca nella geografia delle... Nella geografia è un'area moderata ovviamente, che adesso trova casa nel centrodestra. Quindi guarda al centrodestra, sta dentro al centrodestra, sì, fa parte della galassia del centrodestra. Sì, fa parte del centrodestra per come sono diciamo, sistemate le cose. È un'area più moderata che guarda con attenzione al cambiamento. Io credo che sia impossibile oggi... Leggo da tutte le parti proteste di un partito tipo il PD a cui non ho mai sentito fare autocritica, eppure quando le cose vanno così avrebbe dovuto mettersi di fronte a degli studi seri che portavano a capire come mai non riuscivano più ad intercettare quest'area. Il popolo non riuscivano più a intercettare, a fare battaglia politica per intercettare i bisogni della gente. Superati a sinistra dai 5 Stelle, che dici? Ma non so se i 5 Stelle sono a sinistra. Come dicono alcuni, io non sono convinto. Io dico che era un momento di grandi cambiamenti e i 5 Stelle da questo punto di vista, che ci piaccia o no, hanno portato un cambiamento, come la Lega. Sono due partiti che in qualche modo hanno portato un cambiamento. Uno è il partito, l'altro è un movimento. L'altro è un movimento. Il partito e questo oggi si sta vedendo. In Italia è quello della Lega. Oggi si sta vedendo perché la Lega, che è un partito strutturato, con una mentalità nuova, perché guarda un discorso nazionale, perché ha cambiato i connotati. Comunque con questa mentalità la Lega e il fatto che sia un partito strutturato... Voi siete alleati con la Lega? Noi siamo alleati con la Lega, con Fratelli d'Italia, col centrodestra e guardiamo con simpatia all'azione politica del governo dalla parte... Mi faccia capire, in Calabria ha messo radici da poco, lei è la responsabile regionale, da pochissimo, meno di un mese. Meno di un mese, lei è responsabile regionale, quindi va strutturandosi con le varie... organismi provinciali anche, no? Lo sto facendo con grande determinazione e devo dire che sta funzionando bene. Io sto riscontrando molto e provo a dire perché. È un momento in cui la Calabria è in ginocchio, diciamocela tutta, c'è una sinistra che non raccoglie più il consenso della gente, c'è un centrodestra e Forza Italia che ha lo stesso problema da una parte differente.
Allora, secondo me, un'area moderata che raccolga i valori popolari, i valori cattolici e via di seguito, ma che abbia il coraggio di guardare al futuro con un riformismo serio, che abbia il coraggio quindi di proporre un cambiamento serio, radicato, riformista, e che non si nasconde dietro, a mio parere, dei paletti che finora ci hanno portato avanti. Voglio dire con questo, io mi rendo conto che c'è un cambiamento, c'è un governo che ci piaccia o no, questi sono arrivati perché votati. No? Indipendentemente da tutti, sono arrivati perché votati, quindi con loro bisogna fare i conti. Allora, quello che io credo in questo momento, questo che loro chiamano populismo e via di seguito, non è il frutto del governo attuale, ma è uscito fuori per gli errori di un governo passato che non ha fatto niente, cioè è uscito fuori perché di fatto la gente ha avuto bisogno di inveire, di parlare, di farsi ascoltare, e quella è la forza di questa nuova cosa. Quando si dice, ho sentito a volte Salvini parla alla pancia, io lo trovo un modo di dire sbagliato, perché cosa vuol dire parlare alla pancia? Io non mi riconosco nella Lega per molti aspetti, non sono una leghista, no? Altrimenti sarei stata nella Lega. Riconosco però l'azione di governo amministrativa di Matteo Salvini. Allora, io dico, non si può a un certo punto dire si parla alla pancia, si parla ai bisogni della gente, si deve portare avanti un discorso di meritocrazia, si deve dare meno spazio possibile a quelli che sono stati gli avvenimenti che hanno portato prima a fare privilegiato una classe che di meritocrazia ne aveva molto poco, che era abituata a contesti differenti e via di seguito. Se mi faccia capire, allora, questo partito ha detto che si chiama, lo ricordiamo? Partito Popolare per l'Italia. Il Partito Popolare dell'Italia, che ha nulla in comune col vecchio Partito Popolare, no? No, diciamo no. Come radici i valori. Allora. Recupera al meglio, i valori e li sposa, li coniuga con un riformismo attento ad una realtà innovativa quale quella di oggi. Non si possono riproporre vecchi schemi e volerli riproporre nelle loro logiche passate alla luce di un cambiamento che c'è. Bisogna saperlo leggere il cambiamento, conservarne i valori, ma coniugarli sul metodo delle trasformazioni dell'economia sociale, altrimenti non so di che stiamo parlando. Senta, naturalmente questo partito ambisce ad avere, come dire, ad essere presente, la griglia di partenza alle prossime. Confesso che siamo nati da pochissimo. Le europee e le amministrative ci sono, siamo nati da pochissimo. C'è questo obiettivo, no? Io ho già una sede intanto, che inaugurerò fra pochissimo, una sede proprio nella città Abruzia, in Corso Mazzini, e peraltro sto già lavorando per i vari coordinatori provinciali e sto già lavorando sulle candidature per la regione. Io avrò le liste per la regione Calabria, per partecipare alla regione Calabria. Anche nelle amministrative che si terranno in alcuni comuni, sì, nelle amministrative di alcuni comuni ci sto lavorando. Ho lavorato molto di più nelle regionali, per le regionali, perché là ci sono tempi più lunghi, come si sa, e via di seguito. Quindi ha bisogno di un po' di tempo anche per radicarsi, per trovare... Guardi, io credo di aver fatto miracoli in un mese, cioè credo di avere veramente... Ma c'è una cosa bella, questa la voglio dire perché mi ha riempito di soddisfazione. Il fatto che siamo questo partito pulito, questo partito, come dire, nuovo, no? Che quindi non ha retroscena con una logica che oggi sembra non creare piacere e via di seguito, no? E che spaventa, per dirla tutta. Questo fatto... No, non tocchi il microfono perché sennò fa rumore. Va bene così, va bene così, va benissimo. Questo fatto fa avvicinare la gente. Io ho tantissime persone che mi chiamano e mi dicono sono con te. Professionisti affermati, professionisti seri, imprenditori, che hanno aderito al partito in un mese. Il giorno in cui l'ho presentato è stato il 9 novembre, quindi diciamo poco più di un mese fa. Non immaginavo di avere l'affollamento che ho avuto in un albergo cittadino nel momento della presentazione. Non si riusciva ad entrare, la gente era in piedi. È una cosa bella. Perché c'è questa... riesce a essere così attrattivo questo partito?
Devo dire perché parliamo una lingua diretta, una lingua attenta ad un aspetto culturale, una lingua innovativa, una lingua che vuole, e perché no, essendo nuovo dà speranza in quanto non ci sono i vizi di un partito che ha già delle azioni pregresse che hanno determinato secondo me degli scontenti, perché stiamo dando in maniera seria quali sono le nostre prospettive, perché parliamo di un'Europa unita, perché riusciamo ad affrontare il tema del sovranismo in maniera seria, perché tocchiamo tutti i temi culturali, no? Cercando di, perché parliamo anche del PIL, anche dell'economia, anche di come si può affrontare in maniera seria i vari problemi, cioè abbiamo nella nostra presentazione analizzato tutti i vari settori e cercato di capire come dare le soluzioni. Io non sono abituata nella mia vita professionale, sono in tantissime associazioni, ne presiedo, ho l'onore di presiederne qualcuna anche ora adesso, e non ho mai guardato agli errori degli altri, piuttosto ho sempre pensato a costruire quella che è la soluzione a questi errori, quindi a guardare con positività al percorso che si può fare. Ed è una cosa bella che mi fa avvicinare dai giovani, ho tanti giovani intorno e questa è una cosa bellissima, è la speranza di un partito. Sì. Quando si hanno giovani è la speranza. Ma chi aderisce al partito che lei rappresenta? Riusciamo a fare un identikit sì. del... Allora, giovani, studenti, tanti, imprenditori, gli imprenditori guardano con grande simpatia a questo partito, professionisti. I professionisti non si riconoscono più in una sinistra che ormai sembra svuotata, non si riconoscono nelle vecchie logiche di partiti, anche del centrodestra, che sembrano muoversi sempre in contesti similari, hanno bisogno di raccogliere le positività di entrambe le cose e conservando i valori cattolici, e quindi si riconosce tanta gente. Attingere dal territorio e premiare le energie positive del territorio, sì, questo mi pare. Sì. Non sto chiamando politici, dicendo scusa, ma forse sono più vieni a presentarmi il partito qui, invece no. No, voglio dire un'altra cosa, in questo momento è un momento di cambiamento, io vedo casacche che si spostano da una parte all'altra, non sto cercando di avere casacche che arrivino, che abbiano altra provenienza, non mi interessano, mi interessa gente che sposa. Quindi gente che ha maturato esperienze in altri partiti, con voi non funziona? Allora, io non ho le certezze di dire non vanno bene in assoluto, come altri movimenti hanno, non ci sono mai delle logiche così assolutistiche, i casi vanno visti, ma non c'è da parte mia una ricerca di questa dimensione, al contrario, c'è una ricerca di persone che sposa quella che è la mentalità, la voglia di fare, di costruire e che per esempio, una cosa che mi ha colpito, io ho diversi sindaci che hanno aderito e diversi consiglieri comunali che però vengono da liste civiche, questa la dice lunga, perché vuol dire che delle persone che non avevano trovato una casa politica nella quale si riconoscevano sembrano averla trovata. E queste sono quelle cose che ti motivano e ti danno la forza, il coraggio, il piacere di andare avanti. E non parlo di casi sporadici, ho una bella rappresentanza, questa è una bella cosa, insomma, ed è perché il territorio in questo modo ce l'hai vicino, perché attraverso le persone che sono vicine ai loro cittadini localmente, negli enti locali e via di seguito, hai vicino il territorio. Poi io devo dire, mi sforzo di parlare dappertutto dove posso, in maniera concreta, di fondi europei, di raccontare tutto quello che so, perché io credo che dall'unione di tutto può venire fuori. Lei è una profonda conoscitrice poi delle dinamiche legate ai fondi europei. Sui fondi europei sì, è stata una grande passione, ho fatto dei modelli complessi, faccio sistemi complessi, ho fatto tantissime cose, ho coordinato progetti europei e su questo io mi spendo con i giovani per farli entrare in questo meccanismo che non è facile. Quindi un partito che affianca, che vuole affiancare la crescita, lo sviluppo, mi pare, no? Sicuramente non sì. Interpretare solo le istanze, come dire, di rabbia, di tensione che pure
ci sono, ma trasformare questa energia che c'è in un progetto comune. In un progetto positivo di crescita che dia spazio perfettamente. Se ho ben compreso. Quindi il primo appuntamento sarà una convention regionale, immagino. Sì, faremo una convention regionale e io ho già per esempio una sede anche a Reggio Calabria. Cioè nato da appena un mese già fa tutte queste cose. Con moltissimi giovani. Tantissimi giovani a Reggio Calabria, giovani professionisti e questa è una cosa molto bella, cioè è una cosa che mi dà grande soddisfazione perché vuol dire che sono riuscita in qualche modo a intercettare le speranze, l'idea, la mentalità di un gruppo di giovani professionisti che ancora non avevano trovato una casa politica, perché non è vero che il cittadino dice, molti rispondono, io non mi occupo di politica, ma cosa vuol dire? Puoi non aderire a un partito, ma la politica la facciamo tutti i giorni, la politica si occupa anche nella scelta del colore sto facendo politica, no? Cioè, voglio dire, no. Mi sto battendo per questa cosa, ho ritrovato voglia di fare perché credo che la Calabria è un momento... Lei ha sperimentato anche altre situazioni legate alla politica, altri movimenti, però poi si è reso conto evidentemente che non erano, cioè in linea con quelle che erano le idee che lei ha della politica, mi pare. Mi pare di aver letto una cosa di questo tipo qualche tempo fa. Sì, io ho avuto un'esperienza di candidatura al Parlamento europeo, fra l'altro bellissima, che non rinnego, ma che anzi storicizzo veramente con molto piacere perché mi ha dato grandissime soddisfazioni. Io la notte non dormivo, pensavo, dico, ma avrò, se li prendo 100 voti, ma chi mi vota? Una persona che viene buttata in politica senza partito la prima volta, e invece è stato un grandissimo successo che mi ha riempito d'orgoglio. I valori riformisti, i valori socialisti erano valori importanti e sono valori importanti. Peraltro era un socialismo cattolico, faceva parte al centrodestra. Qual era il problema? È che non si sono saputi riproporre in una società che cambiava, cioè sono rimasti fermi ai valori di allora. Allora io non li rinnego, io lo facevo in maniera convinta, appassionata, ci credevo. Oggi non è che non credo in quei valori, oggi mi è difficile distinguere fra destra e sinistra, riconosco però i valori in cui credo, li colloco nel posto giusto ed è però con una logica, una chiave di lettura differente e con una capacità innovativa diversa che deve raccogliere l'oggettività del momento, altrimenti siamo anacronistici. E poi c'è una cosa nei partiti tradizionali che mi spaventa, che siano passati di moda, ormai lo sappiamo tutti, ma la cosa che mi spaventa è che c'è un settorialismo molto legato al clientelismo personale, delle posizioni da occupare personalmente e via di seguito. Le caselle. Le famose caselle da chiudere, no? Non si va da nessuna parte così, per questo ho scelto il ruolo organizzativo. C'è un ruolo organizzativo molto delicato, difficile, complesso, in una stagione in cui, diciamo, la politica non è un argomento molto popolare, no? Però che se si riesce a toccare, a muovere le corde giuste, la gente forse può riservare delle belle sorprese, mi pare. Io credo che un'area moderata come quella che rappresento, con i valori che rappresento, con questa speranza, con questa voglia di fare, in un momento in cui, consentitemi, non sappiamo da quale parte girarci, in cui la società non può che trovare spazio, cioè le persone vengono facilmente a noi, vengono con molto piacere. Ma come l'immagini? Come un contenitore di esperienze che si mettono, che si confrontano, che trovano soluzioni ai problemi, come l'immagina? No, devo essere sincero, non l'immagino. Io studio una società per com'è, con i bisogni della gente. Sto veramente studiando di ogni categoria quali sono i problemi negli ultimi anni, come sono stati abbandonati e cerco le soluzioni. Mi prendo i parametri essenziali di ognuno di loro del problema e dico a questi obiettivi dobbiamo arrivare, quindi l'immagino come qualcosa che costruisca e che dia risposte, quindi, che dia speranza. Guardi, gli ideali non si fanno a tavolino, gli ideali si fanno con le azioni. Se non creiamo azioni che danno soddisfazioni, noi non facciamo gli ideali. E se non creiamo gli ideali, noi i giovani li perderemo sempre. Quindi si è dato un metodo, diciamo, di approccio. Non ho pensato su un metodo. Adesso che mi fa questa domanda, è il mio modo naturale di fare. Io sono pragmatica fondamentalmente. E, ho una cultura che devo
con la quale mi devo gestire le cose che faccio, perché per me è importante ovviamente, e poi voglio che diventi concretezza, altrimenti l'elite modaiola, tutti quelli che sono, non credo che diano risposte, no? L'elite modaiola oggi inorridisce davanti a... Però la gente ha votato in un certo modo, non è l'elite modaiola che fa i bisogni della gente, è la gente. Ed è alla gente che io voglio dare risposta, e per dare risposta alla gente ho bisogno di capire i loro bisogni e di capire come aiutarli a superarli. Questo partito si propone da questo punto di vista, in questo aspetto. Quindi proviamo un attimo a fare sintesi della situazione. Allora, questo partito nasce, lei è responsabile regionale, sarà organizzato in è nato in Italia, un anno fa, però, con Mauro, perfetto, con lei è il punto di riferimento, Niro e via di seguito così. In Calabria sono io il punto di riferimento. Quindi sì. Saranno i segretari regionali, i coordinatori provinciali, certo. i punti di riferimento. Faremo un congresso provinciale quando prima e ci muoveremo in questo senso. Avremo dei punti di riferimento su ogni territorio, su ogni posto. Se qualcuno dovesse aderire, per esempio, l'hanno sentita in TV adesso, dice vabbè, mi convince questa idea della politica, che deve fare? Può contattarmi, sono contattabilissima su Facebook, sulla mia email, o la prima iniziativa pubblica, o alla prima iniziativa, ma già mi vengono a trovare in molti. Peraltro la sede è proprio in Piazza dei Bruzzi, quindi facilissima da trovare, e poi sono una persona che va a fare convegni, conferenze, sempre in giro, è facilissimo intercettarmi. Ci si tessera in questo partito? Si tessera, ci sono le tessere, stiamo facendo tante tessere, sono le persone che credono in questa nostra idea, in questo modo di procedere, che vengano. E io credo che questo partito, lo dico con sincerità, è il futuro, in un momento in cui da una parte c'è un macello, dall'altra parte la stessa cosa, l'ammiro per questo partito può raccogliere persone che vogliono... Io ammiro questo entusiasmo che lei ha nel fare politica, questa voglia di misurarsi, non lo so, è una cosa bella positivo. Perché il segreto è questo, io non guardo mai facendo questo, la mia ambizione non è un'ambizione personale, mi devo candidare qua perché devo diventare questo, no, la mia ambizione è migliorare la qualità di vita delle cose, io sto bene quando ho fatto qualcosa di concreto che dà delle risposte. Quindi lavorerà alla formazione di una squadra, insomma. Lavorerò alla formazione di una squadra, lavorerò alla formazione. E man mano mi piacerebbe crescere, no? Crescere come partito e via di seguito, per avere la possibilità di avere diritto di parola e dare le risposte per cui sto combattendo e per cui sto lavorando. È un partito orizzontale o ha questa... No? È un partito, con le logiche di un partito, c'è un presidente nazionale, un coordinatore nazionale, un vice coordinatore nazionale e poi ci sono i coordinatori regionali. Non imperniato sul leader, diciamo, no? No, ha una sua logica territoriale, c'è il rispetto, è strutturato. Ecco, da questo punto di vista ho trovato, incontrando le persone e via di seguito, molto strutturata anche altri partiti come la Lega, come... Quindi voglio dire, diciamo del PD come struttura... Cioè la periferia ha una sua autonomia, diciamo. La periferia la base ha una sua autonomia e deve averla, a mio parere, perché la base è dalla base che noi abbiamo le informazioni su quello che serve e quello che si deve fare. Altrimenti saremmo nella logica dei partiti di sempre, con i leader che dimenticano di ascoltare e ragionano ormai decidono le da dietro le decidono scrivanie. tutte, no? Rifiuto questo modo di fare. Qui verranno decise tutte verranno decise in un'assemblea, abbiamo un'assemblea, è un organismo democratico, è costruito in maniera democratica. Ci sto credendo e mi auguro che chi mi ascolta ci creda con me, perché è una battaglia da fare e vale la pena di farla oggi più di prima. Bene, io la ringrazio per essere stata con noi, torneremo a parlare perché mi incuriosisce mi piace questo entusiasmo, questa voglia di fare, questo muoversi, organizzarsi in un momento difficile e dimostrare che
si può fare politica in maniera pulita, in maniera nuova, in maniera dinamica, sposando quelle che sono le istanze della gente. Grazie Deli Fabiano. Grazie. Noi ci fermiamo, c'è la pubblicità, poi parleremo di un altro argomento, parleremo di sindacato, parleremo di lotta, parleremo dei 4.500 lavoratori socialmente utili di pubblica utilità che sono qui appesi in questa regione e aspettano di sapere quale sarà il loro futuro. A tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.